Momento di serietà stamani quello svolto dall'ANOC, Associazione Nazionale Insigniti Onorificenze Cavalleresche di Agrigento, presieduto dal Cavalier Gaetano Marongio, che si sono recati di buon mattino alla mensa della solidarietà di Agrigento per portare loro dei generi alimentari per il fabbisogno di chi la frequenta. Diverse sono state le derrate alimentari, oltre che una buona quantità di arance di Ribera che sono stati loro offerti alla presenza di Suor Stellina. Alla manifestazione di oggi seguirà quella di domani pomeriggio della quinta festa dell'Insignito, premio ANIOC 2019, che si svolgerà prima con una santa messa alla presenza del prefetto di Agrigento presso la chiesa di San Leone e poi all'Hotel Dioscuri con la consegna delle onorificenze. La quinta festa dell'Insignito è non solo una festa per noi, ma la festa anche per i bisognosi. Noi siamo presenti qua stamattina per fare della solidarietà nei confronti di tutti coloro che sono bisognosi e che frequentano questa struttura, soprattutto a essere vicini a Suor Stellina e tutti coloro che la collaborano nel portare il nostro modesto contributo ai fini di operare nel sociale. L'ANIOC, che io rappresento, è felice di compiere in questa giornata questo gesto di solidarietà. L'ANIOC, come noto, raccoglie gli insigniti di onorificenze cavalleresche ed è sempre vicino alle istituzioni. Per esempio, noi in occasione del 4 novembre abbiamo organizzato una bellissima manifestazione a Porto Empedocle con la presenza delle autorità, ma in questa occasione ci piace essere vicini ai bisognosi e manifestare tutta la nostra solidarietà e soprattutto manifestare anche solidarietà verso coloro che si sacrificano prestando la loro opera volontariamente a favore dei bisognosi. Quando si tocca il tasto della solidarietà è più che importante, perché la solidarietà tocca il tessuto profondo dell'uomo, dell'umanità, vuol dire che c'è humus. Grazie a Dio voi e anche altri in precedenza ci sono stati, adesso io non ricordo i nomi, però veramente è una cosa molto bella che la città vede e si dà una mano, una mossa, diciamo così, contribuendo a questo posto che da 20 anni il Padre Eterno lo mantiene così per come è nato. Ringraziamo ciascuno di voi, la vostra associazione e quanti ci hanno collaborato in questi giorni.